L'Italia ha destinato ai progetti di digitalizzazione il 27% dei 235 miliardi di risorse comprese nel PNRR e nei fondi europei, ma il 77% degli imprenditori sardi non ritiene strategico uno sviluppo della propria azienda in ottica industria 4.0, il 23% invece ha una conoscenza solo sufficiente, il 57% degli artigiani ritiene che la propria azienda abbia un livello di informatizzazione sufficiente, il 6,4% addirittura un livello elevato. L'81% degli artigiani intervistati limita la propria tecnologia all'uso di software per la pianificazione delle risorse aziendali, meno di un'impresa su 10 utilizza l'e-commerce e questo è il quadro in chiaroscuro che emerge da un'indagine della CNA Sardegna sulle opportunità che la cosiddetta industria 4.0 potrebbe offrire alle aziende artigiane dell'isola. Dall'analisi emerge che gli imprenditori sanno poco di integrazione tra processo produttivo e strumenti digitali, sensoristica, internet delle cose, robotica, stampa 3D, strumenti di analisi di big data, apertura verso la personalizzazione del prodotto da parte della clientela. Dalla ricerca risulta che solo il 3,3% delle imprese ha intenzione di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo, il 14,8% intende investire in tecnologia e digitalizzazione, solo il 7,8% vuole incrementare gli investimenti in capitale umano e formazione. Una qualunque impresa, anche di piccole dimensioni, che decida di ignorare la quarta rivoluzione industriale è destinata a perdere competitività, rischiando di essere tagliata fuori dal mercato, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. Per questo motivo la Regione dovrebbe svolgere un ruolo attivo di sensibilizzazione, anche col coinvolgimento delle associazioni di categoria, predisponendo campagne informative orientate a promuovere la conoscenza delle opportunità e dei vantaggi offerti dall'applicazione delle nuove tecnologie ai processi di produzione.